Sì, siamo passati dalle 500.000 persone in attesa del post-Covid ad oggi, ad esempio, la categoria D, che sono i 30 giorni di attesa massima, di 2.201 persone. Parliamo della sua personale lista d'attesa, Presidente, terzo mandato. Apertura di Fratelli d'Italia, chiusura netta di Forza Italia, siamo sospesi, sembra ci sia un litigio all'interno della maggioranza costante, magari anche l'elettore, visto che si va a votare a breve, rischia lo sbarrimento. Ma guardi, intanto siamo un paese democratico, è giusto che ognuno possa esprimere la propria posizione, dopodiché c'è dibattito in maggioranza, c'è neanche l'opposizione, anzi in queste ore dovrebbero farne molto di più, probabilmente tengono in maniera migliore le porte chiuse rispetto a noi. Dall'altro penso anche che poi una soluzione la si dovrà trovare, noi assistiamo da fuori dalla stanza dei bottoni e cercheremo di capire cosa accadrà rispetto al numero dei mandati e rispetto a un eventuale slittamento delle elezioni in primavera. Tajani ha addirittura parlato di rischio di riva autoritaria in caso di terzo mandato. Ma guardi, io immagino che non sia proprio così, dopodiché ognuno la pensa come vuole, nel senso che poi il consenso popolare, lo diceva Rousseau nel contratto sociale, il popolo ti dà la delega, quando non rappresenti più ti toglie la delega. Non è che il numero dei mandati ti legittima subito ad andare a governare, devi sempre andare alle elezioni. Ma lei cosa ne pensa della contrarietà di Forza Italia? Ma che in un paese democratico il pensiero è libero ed è bene che sia così, è il sale della democrazia, dopodiché ci sono posizioni di contrarietà di un partito rispetto a una proposta di un altro e viceversa, accade sempre così, poi troveranno una soluzione, se decidono di trovarla, se decidono di non trovarla, non verranno sbloccati i mandati e poi ognuno prenderà le proprie decisioni. I tempi sono sempre più stretti, troppo stretti. Questo non glielo so dire perché io non conosco i termini di legge, immagino forse che si riesca assolutamente a fare, visto che è stato che il dibattito è in corso, ma non sono di mia competenza insomma, questi ragionamenti. Io sono concentrato sulle attività della Regione e anche nelle prossime settimane vi presenteremo grosse attività che comunque dimostrano che noi stiamo lavorando pancia a terra come non ci fosse un domani. In tema sanità, Presidente, ne approfitto, 4 bambini provenienti da Gaza curati in Veneto sono arrivati oggi. Cosa possiamo dire su questa apertura della Regione? Guardi, Papa Francesco diceva che la Chiesa è come un ospedale da campo, non chiude mai le porte a nessuno. La Regione Veneto è come un ospedale da campo, non chiude le porte a nessuno, né per censo, né per scelte religiose, credo religioso, per scelte sentimentali o per colore della pelle. Da noi le porte sono aperte, non serve anche avere i documenti, si curano tutti. Non sono i primi questi bimbi di Gaza, non saranno neanche gli ultimi, ci siamo occupati di bimbi dell'Ucraina, dei bimbi africani e i nostri medici sono assolutamente orgogliosi di fare questa attività. Come si è arrivati a questa riduzione dei tempi delle liste d'attesa, Presidente? Semplicemente una task force che ha preso vita nel maggio del 2023 e i risultati si sono visti con le pulizie che si dovevano fare, con processi per l'appropriatezza e ovviamente ringraziamoli perché sono al primo posto tutti i nostri sanitari, i collaboratori, gli infermieri, i medici, gli OS, gli operatori sociosanitari che hanno fatto un gran lavoro e oggi i risultati si vedono, passare da 500.000 persone categoria D a oggi in categoria D 2.201 persone in tutto il Veneto significa aver lavorato tanto. All'appello però mancano ancora medici. Mancano medici, uno dei fattori delle liste d'attesa. Le liste d'attesa ci sono per la medicina difensiva, ci sono perché noi principalmente abbiamo una grande offerta diagnostica, quindi c'è l'imbarazzo della scelta per la diagnostica, magari qualche volta c'è qualche inappropriatezza delle prescrizioni, ma il vero fattore poi è rappresentato dai medici. Mancano 50.000 medici in Italia, ne mancano 3.500 in Veneto. Abbiamo fatto 212 concorsi nel 2024 per 476 posti, abbiamo fatto 212 concorsi nel 2024 per 746 posti e siamo riusciti a assumere 184 medici, non di più. Presidente, chiedo una domanda sempre in ambito sanitario, faccio una domanda in ambito sanitario. Sì, primo caso di suicidio assistito in Toscana, abbiamo parlato poco fa di fine vita, qual è il suo giudizio? Ma che è un fatto di civiltà dotare questo Paese di una legge, non gestire la gestione del fine vita con una sentenza della Corte Costituzionale che è del 2019, una sentenza fatta bene ma non sarà mai fatta bene come una legge. Allora siamo al campeggio, allo storico campeggio Tropical, qui abbiamo l'amico Sandro Finotto che da quest'anno gestisce questo ristorante. Ho riservato per le ultime 2 settimane di maggio una promozione dal lunedì al venerdì con le pizze al 50% in modo da essere invogliate a venirci a trovare
capire che entrare in parcheggio, prendersi la tesserina, venire a mangiare e poi noi in cassa rimborsiamo azzerando la tesserina, e quindi diventa piacevole venire a trovare anche noi con i nostri piatti, col pesce fresco e le nostre pizze un po' più particolari delle altre.